Dopo il successo rilevato con le scorse manifestazioni, soprattutto imperniate sull'attività del volo libero, che ha visto sul nostro territorio svolgersi il British Open e la Coppa del Mondo di volo libero, nelle prossime settimane proporremo delle manifestazioni incentrate soprattutto sull'attività delle due ruote. Nella vicina Cerria di Venzone ci sarà la Venzone Bike Week, all'interno del quale è proposta la Venzonassa Marathon Bike, una gara molto importante di mountain bike. Contemporaneamente domenica avremo un importante avvenimento, la seconda tappa del Giro d'Italia femminile, unica gara mondiale a tappe, una tappa dedicata al ricordo del terremoto. Infatti la tappa è denominata tappa del ricordo, con partenza da Tarcento e arrivo a Montenars, attraversando i paesi che furono il cratere del terremoto. Il weekend successivo invece ci sarà un'altra gara molto importante, valida per il campionato mondiale, per il campionato italiano della specialità, l'Ultra Cycling Tre Confini, una gara massacrante con due percorsi, uno corto e uno lungo. Quello lungo 480 km, 10.500 metri di dislivello, che si snoderanno partendo da Gemona sulle montagne della Carnia, toccando la cima dello Zoncolan, attraversando il confine verso l'Austria, rientrando in Italia, tornando in Slovenia e rientrando in Italia. Per questo Tre Confini è la prima volta che viene fatto, è una gara inserita nel circuito della DP Ultra Cycling, una gara molto importante che ha già rilevato molte iscrizioni con atleti provenienti da tutto il mondo. Oltre a questo abbiamo all'interno della gara ci sarà un team di medici e trapiantati, un esperimento che faremo assieme all'Università degli Studi di Udine, perché una squadra sarà composta da atleti che hanno subito il trapianto di cuore. Un evento molto importante che è fatto in collaborazione col Centro Nazionale Trapianti, che sarà presentato venerdì 8 luglio a Gemona del Friuli, a cui nei prossimi mesi di ottobre e novembre seguirà un convegno nazionale sul tema. È ormai da tanti anni che Gemona è la casa della nazionale sudafricana di atletica leggera. Abbiamo già diversi atleti che è un mese che si allenano qui nel nostro polisportivo e proprio in questi giorni giungerà la nostra stella di diamante Wade Van Niekerk, che sarà presente a Gemona per tutto il mese di luglio fino ai primi di agosto in attesa di partire per le Olimpiadi di Rio, dove è una delle stelle più attese.